Bentrovati con questa edizione del telegiornale di Venezia. Vediamo insieme i titoli di oggi. Dichiara al fisco 3.500 euro all'anno ma vive in una villa e viaggia in SUV. Imprenditore agricolo del Portoguarese nei guai, l'uomo scoperto dai controlli della Guardia di Finanza. Lasciamo adesso il maltempo, il freddo, andiamo in Veneto orientale e parliamo di evasione dal fisco. C'è un imprenditore del Portoguarese nei guai perché dichiarava 3.500 euro all'anno ma viveva in villa e viaggiava in SUV. Vediamo. Vi era il possesso di beni che richiedevano, di beni di lusso che richiedevano un certo livello reddituale e il livello reddituale invece era molto basso. Quando gli hanno contestato le irregolarità non ha potuto fare altro che allargare le braccia. Non pensava di poter diventare l'ennesimo furbetto finito nei controlli della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate. Evasione fiscale, primo bersaglio da battere nel programma del governo Monti, dai ristoranti e locali di Cortina alle terre del Veneto orientale, dove opera un giovane imprenditore del settore vitivinicolo che ha comprato una villa di 300 metri quadri e viaggia con il SUV, ma in 2 anni ha dichiarato reddito per 7.000 euro, 3.000 euro all'anno, invece che gli oltre 100.000 accertate dalle fiamme gialle. Non è il primo e non sarà l'ultimo, promettono gli uomini della Guardia di Finanza, anche perché in questo caso non si tratta di blitz improvvisi, ma di un lavoro costante che ogni giorno porta i finanzieri a effettuare i controlli. Controlli che si concentrano in questi casi sui contribuenti possessori di beni di lusso. Gli strumenti informatici e le banche dati permettono di ricostruire dati precisi e quando ci si imbatte in differenze che superano anche il 25%, scatta la mannaia dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, come è accaduto al giovane imprenditore. Vi sono delle situazioni come questa che meritano una particolare attenzione, infatti noi l'abbiamo rilevata. Continuiamo nella nostra opera di polizia tributaria investigativa e quindi continueremo ancora a cercare di far emergere situazioni di questo tipo.